Quando sono partiti a metà settembre, tutti si sono fatti la stessa domanda: ce la faranno? A distanza di 4 mesi, la risposta ce la danno direttamente Edoardo e Sebastiano. Siamo arrivati al punto più a sud dell'Africa e sì, ce l'abbiamo fatta, le moto ce l'hanno fatta e siamo arrivati al termine di questo meraviglioso viaggio. Missione compiuta, la sfida di Africa Plastic Road è vinta e i vincitori sono loro, Edoardo Alberti e Sebastiano Busolin, i due reporter che il gruppo Media Nord-Est ha seguito chilometro dopo chilometro lungo il viaggio in 14 stati e quasi 30.000 chilometri in moto per documentare la situazione legata all'inquinamento da plastica nel continente nero. È la fine del viaggio, ma non è la fine del progetto. Africa Plastic Road continuerà e cercheremo di portarlo avanti anche se a distanza. È una sensazione un po' strana arrivare qui in fondo, almeno per me. Io ho sempre pensato che la fine era lontana e in realtà mi sono reso conto qualche giorno fa che la fine stava arrivando. Un reportage che ha fatto luce su tanti aspetti tenuti colpevolmente al buio, dalla profonda piaga umana e ambientale della discarica a cielo aperto di Mombasa in Senegal, dove intere popolazioni vivono da anni in mezzo ai rifiuti, fino ai giganteschi falò di spazzatura e plastica lungo le coste dell'Angola e della Namibia. Immagini, storie e testimonianze che sono destinate a cambiare la nostra consapevolezza e a smuovere le coscienze. È finito il viaggio ma non è finita l'avventura, bisogna ancora spedire indietro le moto. Beh, una soluzione in Africa si trova sempre, quindi Esatto, come abbiamo imparato una soluzione si trova sempre. in un modo o nell'altro. E loro, Edo e Seba, l'hanno sempre trovata.